Salve a tutti amici e benvenuti a questa nuova puntata un po' particolare, quest'oggi in compagnia di Katia, niente po' di meno che la segretaria del comitato interregionale del Triveneto. Ho detto bene? Ma, adesso al di là che lei è qui, ci sarà un motivo per il quale noi abbiamo invitato proprio lei. Quindi Katia, spiega ai nostri amici da casa per quale motivo tu sei qui. Perché nel weekend del 12 e 13 ottobre 2013 vi porterò con me in fiera a Ferrara allo stand della Federazione Italiana Giochi Tattici. Yeah! Wow! Ma Katia, da segretaria regionale, quindi un punto di riferimento per tutto il comitato, a rappresentante nazionale, com'è successo? Appartengo a un comitato che lavora molto, che si dà molto da fare per corsi e fiere, e ultimamente, nell'ultimo anno, abbiamo lavorato molto a contatto con la federazione, fianco a fianco, e ci hanno visto lavorare da vicino, mi hanno visto lavorare da vicino. Poi ho avuto la fortuna di consigliare il mio comitato dei ragazzi, degli atleti provenienti da associazioni del nostro comitato, tra cui voi, e con cui ci siamo trovati bene. Mi hanno fatto questa proposta e ovviamente Hai accettato? esatto. Katia, noi che abbiamo studiato sappiamo che la Federazione Italiana Giochi Tattici ha uno slogan: dalla passione all'evoluzione. Ma spiega anche agli amici da casa che magari non lo sanno cosa significa questo slogan e perché è stato scelto questo slogan. Da SNVG a FIGT, ovvero da Associazione Sportiva Nazionale Wargame a Federazione Italiana Giochi Tattici. La SNVG è nata 20 anni fa, nel 93, per volontà di un gruppo di amici che volevano condividere la passione e l'interesse per questo sport, all'epoca non ancora troppo conosciuto, e coinvolgere sempre più persone. Con gli anni sono riusciti a coinvolgere comitati, associazioni, fin tanto che la SNVG è diventato un vero punto di riferimento, esatto. Un po' per tutti quanti. Sì. Esattamente. So che ha anche vinto dei premi, se non sbaglio, dei riconoscimenti. Gli è stato fatto un riconoscimento nello scorso campionato, nel 2012, infatti è stata patrocinata dal Ministero della Gioventù. Però si parla anche di cifre abbastanza sostanziose, giusto Katia? Esatto, solo nel 2012 i tesserati erano 8.011 con ben 357 società affiliate. Insomma, diciamo che appunto in questi 20 anni, anzi nel 2013, siamo arrivati un po' a coronare quello che era il sogno, e tutti i sacrifici e il lavoro svolto sono stati premiati, insomma. Esatto, infatti la federazione è stato un coronamento di un sogno, sicuramente non sarà un traguardo, ma è un inizio, visto che grazie alla federazione sarà possibile parlare già di sport in un futuro abbastanza vicino. Speriamo. Quindi la Federazione Italiana Giochi Tattici, con 20 anni di esperienza alle spalle, avrà sicuramente una marcia in più. Esattamente, abbiamo un regolamento di gioco uguale ed unificato per tutta Italia, abbiamo il campionato nazionale, abbiamo uno staff arbitrale qualificato, e quest'anno per la prima volta sono stati convocati arbitri da tutte le regioni d'Italia. Abbiamo un settore giovanile attivo da quest'anno, stiamo avviando un campionato laser tag. So che avete anche, ormai ha già preso piede, la grande caccia, che è niente po' di meno che un circuito di Milsim, quindi anche gli appassionati di Milsim che vogliono entrare nel FIGT trovano il loro posto. Esattamente. Ed è lo stesso posto, tra l'altro, dove ci hai conosciuti. Esatto. Quindi la Federazione Italiana Giochi Tattici è una realtà molto dinamica. Esattamente, è una realtà in costante evoluzione, è sempre attenta alle esigenze di tutti quanti gli atleti, aperta a qualsiasi tipo di proposta. Quindi una vera e propria garanzia. Esattamente. Katia, non ci resta altro che ringraziarti per essere stata qui come nostro ospite. Grazie a voi per l'invito, e adesso ricordo io a tutti l'appuntamento alla Fiera di Ferrara il 12 e il 13 ottobre 2013. Veniteci a trovare. Nello stand della Federazione Italiana Giochi Tattici. Lego. Katia E Bossolo. Ciao.